Cari amici di Veneto Agricoltura Channel, benvenuti e benvenuti anche quest'oggi. Come voi sapete, ogni tanto noi incontriamo l'assessore all'agricoltura e al turismo della Regione Veneto, Federico Caner. Allora, grazie Assessore. Vogliamo continuare questo dialogo con lei e con la Regione e ci sono fatti importanti, al di là del fatto che sfortunatamente viviamo ancora questa emergenza Covid, ma speriamo piano piano di uscirne, ecco. Ma la notizia, ecco, diciamo, è di questa lettera importantissima che è partita non solo da Venezia, da 15 regioni verso Roma. Allora, verso chi e perché? Guardi, noi abbiamo inviato una lettera di sostegno al ministro Patuanelli, il ministro dell'Agricoltura, per l'idea che lui ha avuto di ripartire i fondi FEAS e quindi la PAC 21-27 in maniera differente. Siccome le altre sei regioni, in particolare i sei regioni del sud, hanno scritto al ministro contestando la scelta di riparto dei fondi FEAS, così come il ministro aveva proposto, noi ci siamo sentiti in obbligo, come 15 regioni, invece, di appoggiare questa iniziativa del Ministero, che è un'iniziativa di mediazione molto importante, che prevede che per il primo anno, il 2021, ci sia una ripartenza 70-30, quindi 70 rispetto allo storico e 30 secondo criteri oggettivi, ma ben all'anno successivo 2002 invertire queste due percentuali e quindi dire 30 secondo il criterio storico e 70 secondo il criterio oggettivo, che è quello che propongono le 15 regioni. Criteri oggettivi, ricordo, sono quelli in base al numero delle superficie agricola coltivata, al numero di aziende, numero quantità di PLV prodotta e anche la superficie forestale. Quindi diciamo che secondo noi un riequilibrio importante. Sì, è importante questo, diciamolo in maniera molto esplicita, c'è un discorso di equilibrio per la massa di soldi è importante che arriva da Bruxelles verso l'Italia. Diciamo le vecchie ripartizioni portavano molti soldi al sud e ora invece diciamo tutte le regioni 15 contro 6, perché anzi sono 13 regioni più le due province, no, autonome di Trento e di Bolzano, ecco, chiedono al ministro cortesemente fai un po', sii un po' più equilibrato in questa ripartizione. È chiaro che le regioni del sud ovviamente si lamentano, però alla fine probabilmente forse si riuscirà a trovare una ripartizione più equa. Questo è molto importante, soprattutto anche nella logica forse del recovery plan e anche del New Generation EU che sta arrivando, è la stessa cosa. Sì, guardi, questo è importante perché noi abbiamo la necessità di avere più risorse a disposizione come Veneto. Ricordo che noi ad oggi purtroppo non riusciamo ad accontentare tutte le domande dei nostri agricoltori che chiedono di fare investimenti o anche il primo insediamento dei giovani. Arriviamo a malapena a coprire il 50% delle richieste, quindi significa che il Veneto ha bisogno di risorse per investire. E poi ricordiamoci anche che noi abbiamo una misura importante che ci serve per tutelarci dal tema dell'inquinamento, dal PM10 e anche dai nitrati, e quindi se noi abbiamo risorse a disposizione possiamo anche dare incentivi ai nostri agricoltori, che però attenzione, qui non c'è una logica né politica né territoriale, perché le 15 regioni sono regioni sia di centrodestra che di centrosinistra, del nord, del centro e qualcuna anche del sud. Senta, a proposito di soldi, banalizzo, però sostanzialmente i nostri agricoltori stanno piangendo perché questo andamento meteorologico incredibile, caldo, freddo, speriamo che adesso la stagione si sia un attimino tranquillizzata, ecco, le gelate recenti hanno creato grossi problemi. So che è partita una richiesta al Ministero per ristori, vero? Sì, allora devo dire che la situazione per quanto riguarda le gelate che sono successe nei giorni scorsi hanno messo in difficoltà non soltanto il Veneto, per la verità, ma tantissime regioni d'Italia. Tant'è vero che siamo partiti subito con un'iniziativa coordinata noi, il Friuli, l'Emilia, la Lombardia e il Piemonte, per chiedere la possibilità di un ristoro, di un intervento importante, di un indennizzo che vada al di là del piano assicurativo 2021, quindi in sostanza una sorta di deroga rispetto
al piano assicurativo 2021. Questo perché purtroppo queste gelate sono avvenute a inizio aprile e di conseguenza molti agricoltori non hanno avuto nemmeno la possibilità di potersi assicurare e questo mette in ginocchio addirittura, in particolare, diciamo, il mondo ortofrutticolo e della frutta. Quindi alberi da frutta sono quelli che in certi casi hanno subito anche il 100% dei danni. Noi abbiamo già chiesto ad Avepa di fare, diciamo, dei sopralluoghi sul territorio, proprio sul tema frutticolo e ortofrutticolo. Ci riserviamo però nelle prossime settimane di uscire per valutare i danni anche presso altre culture che magari ora non si vedono, ma che tra una settimana potrebbero anche uscire, penso alla vite o altre situazioni. Quindi adesso faremo la conta dei danni e dopodiché noi abbiamo già chiesto al Ministero di intervenire e chiedere un indennizzo specifico. Allora, a proposito di vite, lo ricorda lei, lo ricordo ai nostri telespettatori che il 16 giugno si terrà il primo incontro del Trittico Vitivinicolo, a cui tutti sono invitati, lei per primo, e però chiudiamo velocemente con un'ultima domanda proprio flash. Non ci dimentichiamo che lei è l'assessore al turismo, il turismo continua a piangere. A giugno, molto probabilmente entro fine giugno, sarà completato il primo giro dei vaccini, quindi la prima inoculazione, e la seconda verso ottobre. Quindi, sa, tra il fatto che a giugno molti avranno i vaccini, tra le molte persone che purtroppo hanno contratto il virus in questi mesi, e aggiungendoci anche, speriamo, la bella stagione che sia in arrivo, come l'anno scorso abbiamo visto che un calo fisiologico durante l'estate c'è. Quindi io sono convinto che ci sarà la ripartenza immediata da giugno. Del resto l'anno scorso ci ha dimostrato che giugno, luglio, agosto e settembre sono stati dei mesi fantastici per la ripartenza, nonostante prima ci fosse stato lockdown. Quindi io spero che avvenga la stessa cosa anche quest'anno, anzi sono fiducioso che sarà così. Grazie, grazie a Federico Caner. Gli incontri con l'assessore diciamo proseguono, quindi fra un mesetto circa ci sentiamo e vediamo se di quanto abbiamo detto adesso, soprattutto per quanto riguarda il turismo, speriamo piano piano, ecco, non dico che si sia completamente avverato, ma voglio dire, avremo sicuramente uno spaccato molto, molto preciso della situazione. Comunque l'appuntamento, ripeto, è con il Trittico Vitivinicolo a Conegliano il 16 di giugno. Grazie Assessore, grazie a tutti i nostri telespettatori, l'appuntamento è con i prossimi nostri incontri.